Nel 1978 la crisi del cinema italiano si fa sentire. I teatri di posa sono in crisi e i film in lavorazione calano del 70%. Ma a Napoli, una città che ha sorpreso sempre tutti in tutti i campi, una troupe di cinematografari pazzi, capitanata da Ciro Ippolito e diretta da Alfonso Brescia, tenta una grande avventura: far nascere un nuovo filone cinematografico. Ci riescono. E i primi due film di questo genere, L'ultimo guappo e Napoli Serenata calibro 9, battono tutti i record di incassi a Milano, Torino e Roma. A Napoli, alla prima dell'Ultimo guappo, per la troppa affluenza di pubblico si blocca il traffico stradale in pieno agosto. Per Serenata calibro 9 al Metropolitan si registrano 7.000 presenze in un solo giorno. E così critici e sociologi buttano giù chilometri di inchiostro. E articoli, saggi e conferenze stampa fanno di questo filone il boom commerciale dell'anno. Ora lo stesso autore, Ciro Ippolito, lo stesso regista, Alfonso Brescia, e lo stesso interprete hanno realizzato un film che fa già storia. Chi ha fatto questo? Era meglio visto che non fosse mai nato. Mario Merola è il Mamma Santissima. Salvatore Bufalo, e mo non t'abbasta una preghiera. Noi siamo in 10 e voi soltanto 2. Ma tu sei avvocato e come chi ha perso la causa, avvocato? Tu sei Salvatore Bufalo e tieni il corno tu e che la stuppa le mamme. Ma quale scuola? In un giorno divento come a voi, Mamma Santissima. Benissimo, e l'altra pure bene. Lo sapevo io, ha visto? Tiratevi i soldi, prego. Lei è un consigliere fraudolento. Mi trovo in un vico, mi trovavo, mi hanno ripulito di tutto. Cappello, maglietta, maglione, pantalone. Sono rimasto solo col cappotto e il mutandone. E fai schifo. Grazie, signor commissario. No! E mo verim che te ne corna. Signore, ti ringrazio. Fatelo passare. Su, toglietevi. Padre, eccola! Grazie. Ecco padre, la corona della Madonna sta qua. Chi se l'ha pigliata si è già pentito.